Buonasera, benvenuti al TG Bassano e naturalmente buon anno da noi di Rete Veneta e da Media Nord-Est. Questa è un'edizione un po' particolare del nostro telegiornale perché vi vuole raccontare il 2024 con i fatti principali dell'anno che si è appena concluso. Sfiorata la tragedia a San Marino di Valbrenta, sono le 11 quando un masso grosso più di un furgone, 200 metri cubi di roccia, si stacca dalla montagna, divelle 3 reti di contenimento, si schianta sulla struttura paramassi della ferrovia e sul binario, piomba sulla strada comunale e sulla statale 47 Valsugana, occupando le 2 corsie di percorrenza sud-nord, spostando addirittura lo spartitraffico di Mezzeria. Un miracolo se nessuna persona e nessun veicolo sono rimasti coinvolti. Viabilità in tilt, immediata l'allerta ai vigili del fuoco intervenuti con gli operai ANAS e della ferrovia assieme ai carabinieri che per tutta la giornata hanno regolato il traffico che sarà deviato almeno sino a lunedì e almeno per tutto il fine settimana statale Valsugana e linea ferroviaria saranno chiuse, traffico deviato. Abbiamo adottato un po' quelle che erano le indicazioni date nel Bomba Day e quindi il traffico proveniente da Trento viene deviato sulla Feltrina attraverso la galleria di Rassier, mentre quello leggero scende attraverso la provinciale. Al contrario invece il traffico sempre leggero deviato in provinciale verso nord, mentre a Romano de Zelino viene deviato sempre verso la Feltrina, quindi sostanzialmente il traffico pesante non circola lungo la statale 47 o lungo la Valbrenta, ma va sull'asse Feltre e Montebelluna. Ancora una volta però c'è la questione pesante della fragilità del nostro territorio. Il territorio di Valbrenta, come si può vedere anche dall'immagine, insomma è un grande canyon e quindi ci sono dei grandi rischi idrogeologici, rischi idraulici, è un po' la difficoltà nel governare questo territorio. Ovviamente tutti gli enti preposti dai comuni, ANAS, Ferrovie negli anni cercano di mettere in campo tutte le iniziative perché la situazione ovviamente sia sicura, però ovviamente abbiamo delle montagne particolarmente perpendicolari con possibilità di caduta massi che sono accelerate anche dal cambiamento climatico e quindi è un dato con il quale bisogna fare i conti. Come abbiamo detto è stato un momento importante e rilevante la circostanza che non si sia fatto male nessuno, però se vediamo le dimensioni del sasso, il fatto che comunque ha divelto la linea ferroviaria e il binario, capiamo insomma che poteva anche andare diversamente, quindi questo deve essere sempre di monito anche per il futuro, per tutta una serie di attività di contenimento, di cura del territorio e anche di adozione di quelle che sono le misure che possano evitare che questo non accada. Una dunata che non si è limitata a entrare nella storia, ma che la storia l'ha scritta. La dunata dei record, la dunata del secolo, quella che ha portato a Vicenza 500.000 persone e che ha fatto sfilare 100.000 penne nere. I numeri parlano chiaro, è stata la dunata più grande della storia. Le immagini hanno toccato i cuori di chi può dire mai come stavolta con orgoglio io c'ero. Uno sfilamento che ha abbracciato la città con gli alpini che sono partiti alle 9 e che hanno ceduto la stecca a Biella quasi alle 11 di sera. La città ha risposto presente sotto ogni punto di vista. L'organizzazione, la sicurezza, l'ospitalità, lo spettacolo e il rispetto per la storia che sfilava davanti agli occhi di un pubblico entusiasta e delle molte autorità presenti. Gli alpini del Vicentino hanno sfilato attorno alle 21, Asiago con la banda di Cesuna, poi la sezione ANA Montegrappa di Bassano con la sua fanfara e le salmerie e a seguire Marostica. Sguardi fieri, cuori che a stento trattenevano l'emozione e uno spettacolo che è già indimenticabile. A chiudere lo sfilamento i padroni di casa, la sezione Vicenza Montepasubio, a fargli da cornice le luci di una città avvolta nella sera ma risplendente più che mai. Oltre 7.000 gli alpini di Vicenza con la fanfara storica in testa, i cori e i flash di chi ha voluto immortalare un evento che ha cambiato la centenaria storia delle adunate. Il presidente della sezione vicentina dell'ANA Montepasubio ha consegnato la stecca al suo omologo di Biella, dando appuntamento al 2025 in Piemonte. Manca un anno, ma è già nostalgia per quello che è stato e che resterà per sempre nella memoria di tutti.
La dunata dei record sulle emittenti dei record, dove gli alpini sono di casa e dove ancora una volta hanno fatto breccia nel cuore di quasi 1,5 milioni di telespettatori che hanno seguito la dunata di Vicenza su Antenna 3, Rete Veneta e TV12. Un segnale chiaro di un legame profondo che il gruppo Media Nord-Est ha saputo costruire e mantenere con il territorio. Dunque, ancora una volta, record infranti per il gruppo Media Nord-Est che ha trasmesso l'evento con una copertura integrale iniziata dalle prime ore della mattina e che si è protratta fino alle cerimonie serali, offrendo interviste, immagini esclusive e momenti di grande emozione che hanno catturato gli spettatori davanti allo schermo, confermando una supremazia schiacciante rispetto a tutta l'offerta televisiva locale concorrente. Antenna 3, leader assoluta per ascolto medio e ancora una volta prima TV in Veneto. Rete Veneta si conferma al secondo posto assoluto per ascolto medio, certificato Auditel. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo con messaggi dal Sudafrica, Stati Uniti, Canada, Romania, Germania e Spagna e che ha saputo abbinare emozione e cronaca, racconto e suggestione. 1,5 milioni di grazie agli alpini e al Veneto. E adesso appuntamento a Bibione, dove si terrà la prossima dunata triveneta, con noi di Media Nord-Est, sempre al fianco delle penne nere. Ballottaggio doveva essere e ballottaggio è stato. Fin qui nulla di nuovo lungo il Brenta. Quello che in pochi avevano previsto invece è che contro Roberto Campagnolo correrà Nicola Finco e non Elena Pavan, la grande sconfitta di questa tornata elettorale. Partiamo dai numeri. La coalizione di centro-sinistra vince il primo turno con 5.926 voti totali, pari al 28,44%. Nicola Finco conquista il secondo posto con 5.231 voti, pari al 25,11%. La sindaca uscente finisce terza con il 23,03%. Poi la vera rivelazione di È il momento, lista che ha ottenuto singolarmente più consensi di tutti, con quasi il 14%, e Roberto Marin che sfiora il 10%. Con Campagnolo in fuga, il lungo testa a testa è stato Finco-Pavan. La svolta arriva alla 13ª sezione scrutinata, quella di San Lazzaro, dove il leghista Finco prende più voti di tutti, 197, recuperando lo svantaggio fino al sorpasso certificato a Marchesane. E adesso, dopo una notte di festa e di riflessione, parte ufficialmente la sfida a due. Stanotte come ha dormito? Beh, bene, molto bene, e soprattutto per il risultato di ieri, cioè arrivare al ballottaggio, arrivarci da primi è un grande risultato. Ho dormito anche molto bene e ovviamente sono anche soddisfatto di questo primo risultato che abbiamo portato a casa, merito di un grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutti i candidati consiglieri. A questo punto cosa si aspettano i due candidati dall'elettorato rimasto escluso, quindi da chi ha votato Fratelli d'Italia, Pavan, Marin e Zen? Io mi aspetto ovviamente l'appoggio di tutti gli elettori del centrodestra, insomma non possiamo lasciare la città di Bassano al PD e al centrosinistra. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale che ha rispettato tutte le parti in gioco. Siamo stati determinati nella nostra proposta, anche nella critica di quello che non ci piaceva rispetto agli avversari, ma sempre col massimo rispetto. Lo scenario che si starebbe delineando, seppur in fase ancora embrionale, è un apparentamento del centro-sinistra con È il momento, mentre Finco potrebbe aprire al dialogo con una parte di Fratelli d'Italia e Marin. Diciamo che c'è un elettorato che non si può dire fidelizzato su quel partito o su un altro partito, è un elettorato che decide di volta in volta in funzione del partito, del leader. Adesso ovviamente il nostro sarà un messaggio rivolto a tutti gli elettori del centrodestra bassanese perché tornino a votare, prima di tutto è la cosa più importante. 2, non possiamo assolutamente dare la città nelle mani del PD e dell'estrema sinistra.
Dici festa del santo ed è chiaro per tutti, in tutto il mondo, una festa declinata in tutte le lingue della terra, quella del 13 giugno. Sant'Antonio emoziona, unisce, è un amico di famiglia. Una giornata che inizia alle 5:30 con l'apertura del portone della Basilica e si conclude ben oltre le 22 con l'uscita degli ultimi pellegrini e la chiusura del portone centrale della Basilica. Ho potuto davvero godere di questo fiume di persone che sembrava da un lato inarrestabile, ma che si muoveva anche in maniera molto ordinata, composta, tantissime persone, tantissimi pellegrini, pellegrine che sono giunti in questo luogo proprio affidandosi con grande fiducia all'intercessione di Sant'Antonio. Una giornata, quella del 13 giugno, scandita da numeri impressionanti che danno l'idea della dimensione dell'evento. Intanto, esauriti per tutta la giornata gli 800 posti a sedere della Basilica e incessante il pellegrinaggio alla tomba con il gesto simbolico della mano posata sul marmo, che diventa un modo per essere fisicamente vicini a Sant'Antonio. Almeno 40.000 i pellegrini dall'inizio della tredicina, 4.000 i passaggi alla Cappella delle Reliquie nella sola giornata del Santo. Durante la tredicina accese 15.000 candele virtuali, 8.000 solo il 13 giugno attraverso il sito 13giugno.org. Infine raggiunte attraverso i social del Messaggero quasi 900.000 persone e quest'anno la giornata è stata scandita dalla richiesta di pace. Una richiesta che rimane sempre viva, speriamo che possa salire al cuore di Dio, ma speriamo che soprattutto trovi in chi ha responsabilità la disponibilità ad operare concretamente a favore della pace. Più volte ci è stato ripetuto che la pace può essere raggiunta soltanto se tutti sono disposti a perdere qualcosa, a rinunciare a qualche cosa per trovare però un di più di comunione e di dialogo. Inizia così la nuova vita da sindaco di Bassano del Grappa per Nicola Finco. Sono da poco passate le 10, il magistrato e i presidenti dei seggi avevano appena ratificato l'esito del ballottaggio, quando Nicola Finco con la sua famiglia entra in municipio per prendere possesso di quella che almeno per 5 anni sarà la sua nuova casa. Stamattina come ci si è svegliata da First Lady, da moglie del primo cittadino? Come tutte le altre mattine, è sempre mio first man. Sorrisi e qualche occhiaia perché la prima notte da primo cittadino è stata di festa e non di riposo. È stata una notte un po' particolare perché insomma sono scaricate tutte le tensioni di mesi e mesi di campagna elettorale, quindi è normale così, però da oggi mi riprendo e si riparte alla grande. Spazio dunque alla proclamazione ufficiale. Benissimo, da questo momento il nuovo sindaco Nicola Finco entra in carica. Grazie. Dopo la proclamazione segue la seconda fase del rituale, e cioè la presa di possesso dell'ufficio che fino all'altro giorno è stato di Elena Pavan. Nicola Finco, emozioni per questo ingresso in quella che sarà un po' la sua casa, il suo ufficio dove lavorerà per i prossimi 5 anni, dove immagino incontrerà i cittadini, porte sempre aperte. Ma certamente, fa parte anche del mio stile di fare politica, quindi porte aperte, dialogo con tutti. Ovviamente ognuno ha le proprie problematiche, le proprie difficoltà, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere improvvisamente tutti i problemi che una comunità può avere, però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Dopo ho sempre parlato di metodo di lavoro, quindi avremo modo di dialogare e confrontarci con tutti, però su tante tematiche amministrative poi bisogna avere anche il coraggio di decidere e di scegliere. E poi, a conclusione della mattinata, la prima conferenza stampa nella quale Finco ha ringraziato la sua squadra e i cittadini, ribadendo di essere il sindaco di tutti e di mettere al centro di tutto il dialogo, i quartieri, la gente di Bassano e del territorio con cui Bassano dialogherà. Infine, in attesa di quella foto che Finco metterà per prima cosa sulla scrivania, ecco il ritratto di famiglia, di una famiglia. L'altra è un po' più numerosa e conta oltre 40.000 bassanesi che da oggi saranno rappresentati dal 16° sindaco della storia di Bassano, il 6° da quando il sindaco viene eletto dai cittadini, anche solo con un voto in più.
Dopo lo shock delle scorse ore, oggi è il momento del dolore per Gallio. Solo in mattinata, dopo una notte di ricerche da parte dei vigili del fuoco e del personale USAR, sono stati recuperati i resti del corpo di Luigi Rossato, il medico in pensione di 72 anni, morto nella sua abitazione di via Ecca a seguito della tremenda esplosione causata dalla rottura di un tubo di gas metano durante uno scavo per la posa di cavi elettrici lungo la strada. Erano le 17 di venerdì 1 ottobre quando un boato ha scosso il centro abitato del paese dell'Altopiano, poi le fiamme. Nella deflagrazione Rossato era rimasto bloccato al primo piano della villetta dove viveva con la moglie, che in quel momento era fuori casa, e uno dei 2 figli, che ha cercato disperatamente di salvare il padre, ma per l'anziano medico non c'è stato nulla da fare. Un'intera comunità piange la sua scomparsa. Sono orgogliosa della comunità di Gallio perché tutti hanno dato supporto e sostegno ai familiari e ci siamo uniti come comunità perché il dottor Rossato era una persona conosciutissima e era una persona speciale a cui tutti abbiamo voluto bene e quindi ci siamo stretti attorno a questa famiglia e in questi momenti abbiamo dimostrato di essere una vera comunità. Luigi Rossato aveva iniziato a lavorare come medico di medicina generale per poi ricoprire l'incarico di responsabile del servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'ULSS, occupandosi a 360 gradi delle attività di igiene pubblica in altopiano, dalle campagne di vaccinazione alle verifiche e ispezione di vario tipo. Nonostante fosse già in pensione, durante la pandemia aveva ripreso servizio per aiutare nell'attività di vaccinazione anti-Covid ed era da tutte e tutti considerato un punto di riferimento per la professionalità, ma soprattutto per la sua umanità. Intanto la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e sta attendendo una prima relazione su quanto accaduto. Potrebbe procedere per disastro e omicidio colposi in relazione all'esplosione e al crollo della villetta che ha causato la morte del medico 72enne Luigi Rossato. Un atto più che dovuto, come conferma anche la sindaca Sambugaro. Bisogna studiare bene come si è evoluto questo enorme danno anche perché c'è una vittima, insomma, e quindi bisogna capire bene cosa è successo. Più di 3.000 persone hanno voluto essere presenti a Tezze per celebrare la vita di Sammy Basso. Le campane a festa accolgono il feretro davanti alla chiesa parrocchiale. I paramenti dei sacerdoti sono quelli bianchi della Pasqua. Tutti gli amici indossano abiti colorati, non il nero che lui non avrebbe voluto. C'è la festa, coi canti di speranza che il coro esegue e fa cantare all'assemblea. Le letture scelte parlano della carità, la virtù più grande anche della fede e della speranza, e le beatitudini, quelle che esaltano i piccoli e gli umili. Così era Sammy, che però è stato altrettanto grande nella fratellanza, nella disponibilità, nel mettersi in gioco e nel non piangersi addosso. Le lacrime, è ovvio, non mancano, ma la tristezza di questo momento è velata dalla letizia francescana a cui Sammy ha fatto tanto riferimento nella sua vita. Scienziato e uomo di fede, dopo una crisi avuta all'età di 12 anni, quando la progeria, secondo quel che si temeva, se lo sarebbe già quasi dovuto portare via. È arrivato al 2024 e ha portato attorno a sé tantissime persone. Nelle braccia di mamma Laura è spirato sabato 5 ottobre e proprio la mamma, col papà che la stringe al suo fianco, gli dà il saluto più affettuoso. Un immenso grazie a te, caro Sammy, per essere arrivato come un dono speciale nella nostra famiglia, per aver colorato la nostra storia con delle sfumature che solo con uno sguardo acuto si possono cogliere. Ci siamo amati, sostenuti e arricchiti a vicenda. Il nostro è stato un percorso faticoso, ma che ci ha costretti ad andare all'essenziale, a non sprecare neppure un sorso della vita. E ora ne siamo certi, tu ci sei e ci sarai sempre vicino. È la certezza che ci viene dall'aver sperimentato in te e con te la presenza di Cristo morto e risorto. Grazie Sammy e arrivederci. Sammy vi direbbe: ciao amici, grazie per essere venuti, vi voglio bene.
arrivato in pronto soccorso con la volontà di fare del male. Si è avventato prima su un infermiere colpendolo di striscio, però colpendolo nei confronti anche di un medico che si è difeso, ma che comunque anche lui stesso ha rischiato, e poi 2 carabinieri, uno dei quali ha avuto comunque una lesione che ha richiesto comunque un intervento chirurgico. È subito corso a Cittadella anche il direttore generale dell'ULSS 6 Paolo Fortuna. Un fatto sconvolgente quello accaduto. Sono le 8 quando lungo le vie del centro viene segnalata al 112 la presenza di un uomo in stato confusionale armato di coltello. I carabinieri lo stanno cercando quando dal pronto soccorso arriva la richiesta d'aiuto. L'uomo, un 34enne, è all'interno del reparto, ha già colpito un infermiere e un medico, colpirà poco dopo anche uno dei 2 carabinieri arrivati per primi. I miei militari hanno fatto il loro dovere, sono intervenuti tempestivamente, la situazione non era facile perché avevamo avuto la segnalazione di questa persona che armata di coltello era entrata all'interno dell'ospedale e aveva aggredito del personale sanitario. I miei militari erano già alla ricerca di questa persona, quindi sono intervenuti tempestivamente e dopo che questa persona purtroppo ha sfiorato, ha coltellato alla spalla un infermiere e ha colpito con un pugno un medico del pronto soccorso, un nostro militare, il nostro brigadiere, per cercare di salvare un'infermiera che stava per essere accoltellata, è rimasto ferito alla guancia e al collo con questo fendente. Il brigadiere, aiutato anche dal personale sanitario che mette in fuga il 34enne, viene subito soccorso. L'uomo a questo punto tenta la fuga, ma all'esterno viene fermato dai carabinieri che lo bloccano con l'uso del taser e lo arrestano. Il militare sta bene, in buone condizioni generali, è stato sottoposto a intervento chirurgico che è terminato e non avrà delle conseguenze. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito gli operatori sanitari tutti sotto shock. Il 34enne è persona seguita con problemi psichiatrici, un fatto grave accaduto in un luogo di cura. Il pronto soccorso in particolar modo deve essere un luogo laicamente sacro per tutti, va rispettato, cioè queste cose qua non possono capitare all'interno di una struttura dove la gente veramente si prodiga per far guarire persone. Questa era una selezione dei fatti che hanno caratterizzato il 2024, un anno che ci ha proposto tante notizie, e il 2025 per noi sarà come quello che si è appena concluso, ovvero un anno da raccontare a tutti voi. Con questo vi facciamo un augurio di un buon anno da tutti noi di Rete Veneta e dal gruppo Media Nord Est.